Buonasera e benvenuti al Palazzetto di Rubano. Questa sera si giocherà la quarta giornata del girone di andata di Serie B interregionale, a sfidarsi la Banca Agna Virtus Padova contro l'Olimpia Castel Basket. Sono Marco Manzoni, sostituisco il mitico Martino Gasparri. Qui oggi con me c'è anche Giacomo Rampazzo. Buonasera, Jack. Buonasera a tutti, ciao Marco, siamo pronti. Il palazzetto è caldo, entrambe le squadre sono qui e si vede che hanno voglia di fare. Il riscaldamento è iniziato qualche ora fa, i ragazzi sono tutti caldissimi e manca poco, circa 3 minuti alla fine del riscaldamento e poi via le danze. Ricordiamo un po' di informazioni riguardo questa partita. La Virtus arriva da un'altra sfida casalinga la scorsa settimana contro Reggio Emilia, portata a casa, e quindi una squadra in scia. Invece Olimpia alla ricerca ancora dei primi punti in stagione. Sì, diciamo che la Virtus, dopo un primo inizio in cui non è riuscita a trovare dei punti la prima giornata, la seconda giornata è riuscita a trovare un po' più di connessione nei vari componenti della squadra. I ragazzi di coach De Nicolao sono riusciti a dare una bella prova di forza contro Reggio Emilia, che nonostante avesse provato a far tentennare la Virtus, i 2 punti se li sono portati a casa. Prima vittoria per la Virtus e io penso che la volontà sia quella di continuare, perché è una squadra nuova, è una squadra che cerca continuità e la volontà è quella sicuramente di guadagnarsi un buon posto nei playoff. Assolutamente. Dall'altra parte invece un Olimpia alla disperata ricerca di sbloccarsi in stagione. Cosa ci aspettiamo da loro? Sicuramente io mi aspetto una partita di intensità, una partita di voglia, perché come sempre i primi 2 punti sono sempre tanto ricercati. Sì, sicuramente una partita che però bisogna ricordare che è fuori casa. Una partita fuori casa non è sempre facile da affrontare. Assolutamente. E soprattutto il palazzetto di Rubano è un palazzetto sempre definito Tana per un motivo, no? Lo sappiamo bene. Sì, diciamo che intanto ringraziamo le scarpette Bravo. rosse. Anche oggi qui presenti al Pala Rubano a supportare i ragazzi, a dare spettacolo nei time out e nelle pause. Sì, sembra una cosa banale, ma anche avere la loro presenza qui oggi è importante per i ragazzi di Padova, perché comunque entusiasmo e energia sono sicuramente la chiave del basket di coach. Poi ormai loro sono di casa, ormai è il 4º anno di collaborazione, quindi qui a Rubano sono più che conosciute. Sì, diciamo che ci conosciamo e le conosciamo, ragazze bravissime, ragazze bellissime che sono qui appunto per dare il loro apporto. Il coach De Nicolao sta dando le ultime dritte e stessa cosa sta facendo l'allenatore di Vimercate. Siamo pronti. Meno di quasi un minuto dall'inizio. Intanto accenniamo qualche percentuale. La Virtus, una squadra che tira con il 65 quasi per cento da 2, a differenza di un 45,3 dell'Olimpia. Anche da 3 la Virtus se la cava meglio, con un 27% contro un 25 scarso per cento dell'Olimpia. Sì, diciamo che i dati alla mano ci dicono che sicuramente l'Olimpia Castello vuole trovare della continuità in attacco. Sta avendo nelle ultime 2 giornate ha avuto delle difficoltà proprio su questa voce, nonostante difensivamente comunque abbia dimostrato le proprie capacità. Sicuramente la necessità di trovare punti, Marco, è la prima chiave per poter portare a casa 2 punti sul campionato. Assolutamente. Adesso manca pochissimo, 30 secondi, presentiamo i quintetti. Per la Virtus Federico Fasolo, il capitano Bianconi, Bella Donna Giacomo Rigon e Leonardo Biancotto. Bella Rosa, chiedo scusa. Invece per l'Olimpia il numero 14 Galletti, il numero 15 Vigori. Ci interrompiamo per il minuto di silenzio, chiedo scusa, riprendiamo tra poco.
Rieccoci, il quintetto ospite col numero 18 Garuti, col numero 15 Vigori, col numero numero 15 Vigori, numero 14 Galletti, numero 13 Pederzini, numero 4 Torreggiani e numero 1 Carpani. Subito il coach vuole dare una chiave diversa di lettura alla partita, la volontà di mettere dal primo al secondo Carpani può essere, secondo te Marco, una buona idea? Assolutamente, l'abbiamo visto in uscita dalle panchine nelle prime giornate, vediamo se anche dal quintetto riuscirà a dare il supporto. Intanto palla 2 vinta per l'Olimpia. Fasolo in difesa sulla palla, rimbalzo di Biancotto, palla Fasolo per il primo attacco della Virtus Padova. Stagger per Biancotto che restituisce a Fasolo, si avvicina a Bianconi per un top pick and roll, pick and pop invece. Fasolo attacca il cambio, apre per Rigon che prende la prima conclusione, la sbaglia, ottimo rimbalzo di Bianconi che però si fa stoppare, dopo pasticcia un po' l'Olimpia ma riesce a controllare il rimbalzo. Adesso in gestione con Torreggiani, situazione di zipper per far ricevere Carpani, pick and roll, top pick and roll, si va a spalle, no, bel taglio flash, errore dell'Olimpia, rimbalzo di Rigon, apre Fasolo, la Virtus prova a spingere sul ritmo con Bianconi, palla in punta per Bianconi, top pick and roll con Fasolo e Jack Rigon. La difesa cambia, ora Fasolo ad attaccare il lungo ospite. Bianconi prende un'ottima linea di fondo e va sul secondo ferro ad appoggiare i primi 2 punti della partita. Pederzini adesso con la palla. Biancotto in difesa su di lui, perde l'equilibrio, 2 punti, si sblocca anche l'Olimpia dalla media. Bel canestro di Pederzini. Ora Bianconi, palla in punta. Consegna per Fasolo che attacca la difesa, trova un ottimo tiro che però si spegne sul primo ferro. Bella Rosa interrompe il contropiede ospite. Sì, sarà rimessa per l'Olimpia. Qui Fasolo era rimasto indietro, il giovanissimo attaccante della Virtus Padova, e sicuramente il fallo di Bella Rosa permette un attimo di calmare gli animi e prepararsi per la difesa. Carpani ora a gestire l'attacco ospite. Torreggiani. Riceve Torreggiani, Bianconi bravo a mettere pressione, si va fuori, ora si va a spalle da Vigori. Bianconi in difesa, trova un ottimo svittamento sulla linea di fondo, errore, segue e mette i primi 2 punti della sua gara a Vigori. Bravissimo Vigori qua, caparbio, la volontà di prendersi la partita in mano, sembra abbastanza decisa adesso l'Olimpia. Biancotto riceve spalle, restituisce a Bianconi in punta che però sbaglia la tripla, rimbalzo controllato dall'Olimpia che adesso prova a spingere sull'acceleratore con Torreggiani, si va a spalle da Galletti, raddoppiato sotto canestro, sembrava una difesa molto competente, evidentemente c'è stato il colpo sul braccio da parte di Biancotto, anzi Fasolo, saranno 2 tiri liberi per Galletti. Bravissima qui l'Olimpia a voler correre il campo e andare a giocare sicuramente sul mismatch di Galletti su Fasolo che non peraltro insomma riesce ad arrivare a prendersi un fallo. Va corto il primo libero. A segno il secondo, alza la pressione ora su Fasolo l'Olimpia con Torreggiani, bravo Fasolo a liberarsi della presa e riesce ad andare fino in fondo, coast to coast di Federico Fasolo che si iscrive alla gara. Sicuramente non ci stupisce, ecco, Fasolo ha dimostrato esatto. quest'anno già di aver delle buone armi nonostante la giovane età. Ricordiamo ottima prestazione la scorsa settimana proprio con Reggio Emilia. Adesso attacco un po' confusionario dell'Olimpia, Bianconi a gestire la transizione, riapre per Rigon, Bella Rosa riceve, cambia l'Olimpia, attacca il cambio, riesce ad andare fino in fondo, si spegne il suo tentativo, ora l'Olimpia a correre il campo, ben trovato Vigori che però sbaglia l'appoggio e poi la Virtus è brava, anzi no, giusta l'idea, peccato per il risultato
entrambe le squadre stanno spingendo molto in contropiede fino a questo punto. Sì, un po' confusionare la Virtus in questi ultimi due attacchi. Bella Rosa non ha trovato il fallo che ha cercato e poi sì, Vigori sbaglia, ma anche qui la conduzione del contropiede non è stata ben gestita. Cerchiamo di capire, ecco. Esattamente. Torreggiani a gestire l'attacco adesso. Pederzini va a cercare spalle, Vigori e si gira sul perno e trova un gran canestro in semigancio. Riparte la Virtus con Fasolo, si va in punta da Bianconi. Biancotto bravo a riattaccare l'esasperante pressione dell'Olimpia. Molto brava qui la Virtus a riattaccare i recuperi. Arriva fino in fondo, arrivano due stoppate di Vigori, giocatore veramente di altezza importante. Fasolo lancia una preghiera da ben oltre la linea dei 3 punti, palla persa di squadra della Virtus. Intanto la partita si è fermata per un contatto ai danni di Galletti, che però si rialza senza problemi. Questa C'è stato forse un fallo tecnico, scusami. Forse sì, le proteste della Virtus erano state abbastanza accese. Sbaglia comunque il tiro libero. Sicuramente la Virtus deve trovare un po' di calma anche interiore. Vigori dimostra di fare la voce grossa sotto canestro, 2 stoppate di fila. La terza della partita, insomma, è metà del primo quarto. Voce grossa, importante presenza, complimenti. Un giocatore che torreggia comunque rispetto agli altri. Brava qua l'Olimpia a evacuare la pressione di Fasolo, che però tocca il pallone a Torreggiani e recupera. Adesso a gestire la transizione, subisce fallo proprio da Torreggiani. Sarà rimessa laterale per la Virtus. Zipper per Fasolo, che riceve in punta. Taglio Iverson di Bella Rosa, che poi va sotto a seguire Biancotto. Bravissimo a riaprire per Fasolo, tripla aperta, ben presa, sbagliata. Rimbalzo di Carpani che lancia Torreggiani in contropiede, sbaglia impreciso nel passaggio. Spalle al canestro adesso Pederzini, che riapre perfettamente per Torreggiani, tripla aperta, sbagliata. Rimbalzo di Bianconi. Adesso Biancotto a lanciare il contropiede. Riesce ad arrivare fino in fondo. Bravissimo Biancotto qua a subire il fallo. Sì, brava l'Olimpia a costruire un buon tiro per Torreggiani, che non riesce a concludere. Di là invece Biancotto corre bene, sfrutta bene il campo, trova un buon fallo e 2 tiri liberi. Sì, diciamo fino a questo punto, come hai detto tu prima, le squadre abbastanza imprecise. Attacchi comunque veloci. Vediamo adesso, Biancotto si sblocca intanto dalla lunetta. Stanno cercando entrambi di trovare la quadra, insomma. Sbaglia il secondo, rimbalzo di Carpani. A gestire adesso l'attacco dell'Olimpia. Bravissimo Biancotto. Palla che carambola però di nuovo in mano a Carpani, che serve 2 facili punti di Pederzini. Adesso Fasolo a gestire. Biancotto cambia direzione nel taglio Iverson, restituisce di nuovo per Fasolo. Pick and roll in punta, pick and pop in punta con Jack Rigon. Brutta palla persa di Fasolo, che cercava uno scarico in angolo. È brava adesso l'Olimpia a correre il campo, non trova però i 2 punti. Bravissimo Pederzini, che di forza si prende il rimbalzo in attacco e ne mette altri 2. Sì, poco concentrata la Virtus in attacco. Fasolo fa un passaggio da una parte all'altra del campo ambizioso. Adesso lo vediamo attaccare. Polveri un po' bagnate per la Virtus, che sbaglia anche questo tiro. Con Rigon, rimbalzo controllato dall'Olimpia. Torreggiani a mettere ordine. Situazione Zipper per far ricevere Carpani in punta. Bravissimi a trovarsi qua i giocatori dell'Olimpia.
un tiro aperto di Vigori, Biancotto prende il rimbalzo, lancia la transizione, bella Rosa, attacca recupero, bravissima l'Olimpia di nuovo a scalare la difesa con Carpani, un'altra transizione per l'Olimpia. Anche qui un altro attacco un po', un passaggio diciamo un po' superficiale, giocano bene l'Olimpia in difesa e lo si nota anche dalle scorse partite, ecco. Intanto ennesimo rimbalzo in attacco, bellissima palla di Pedersini che trova splendidamente Vigori sotto canestro. La torre bolognese ne mette altri due, coach De Nicolao costretto al primo timeout. Diciamo che al netto dei primi 6 minuti e mezzo di questo primo quarto sicuramente l'Olimpia è entrata con delle intenzioni sicuramente serie, sa che cosa vuole e sembra che in questo momento sia quella che sta gestendo meglio la palla. Cosa pensi, Marco? Sì, approccio sicuramente migliore dell'Olimpia, il punteggio lo dice lui stesso, insomma, più 8 a poco più di 3 minuti dalla fine del primo quarto. Sì, diciamo che la Virtus i primi 4 punti li ha fatti nei primi 2 minuti e poi non ha più trovato continuità in attacco tra palle perse e scelte magari da rivisitare. Sicuramente questo timeout di De Nicolao ci darà una buona spinta, una buona dritta su capire qual è che adesso è la volontà della Virtus. Se si vuole cambiare un po' questa inerzia è necessario che i ragazzi di De Nicolao entrino in campo con una testa diversa. Intanto segnalo un cambio da parte dell'Olimpia, entra il numero 8 Grotti. Invece per la Virtus doppio cambio addirittura, entra con il numero 32 Nicolò Scancelli e con il numero 9 Samuele Trentini. Trentini reduce da un'ottimissima partita la scorsa settimana, premiata con l'MVP. Vediamo se la Virtus si riprende. Stagger per Trentini che riceve in punta. Fasolo finta al backdoor, torna a riceverla. Pick and roll, pick and pop in punta con Bianconi. Fasolo si ritrova ad attaccare il cambio. Bravissimo a dare la palla in corsa per Biancotto che forse subisce un contatto. Bravissimo Scancelli in ogni caso a seguire il rimbalzo. Adesso spalle, Biancotto prova a rifarsi. Bravissimo Pedersini a toccare la palla da dietro. Contropiede facile, sovrannumero facile dell'Olimpia, un po' buttato. Adesso Fasolo a ricostruire per la Virtus. Si va in punta di Bianconi, molto credibile la sua finta di tiro. Difensore salta, bravissimo Bianconi ad attaccare il recupero, porta a casa un fallo e 2 tiri liberi. Bianconi che non si fa ingolosire dal compagno di squadra sotto canestro libero, poteva esserci come scelta, ma un giocatore di tale esperienza capisce questi momenti e sceglie di andare per la soluzione insomma più sicura, quelli dei 2 tiri liberi. Insomma, la volontà è quella di trovare continuità e magari è possibile che la chiave di lettura sia proprio il tiro libero per i ragazzi di Nicolao che non riescono a segnare ora. Esatto, rimane bloccato in ogni caso l'attacco della Virtus, hai detto bene, i tiri liberi sono facili punti a gioco fermo. Vediamo se la Virtus seguirà questa strada. Intanto 1 su 2 di Capitan Bianconi. Capitan Grotti a gestire l'attacco. Viene restituita la palla. Stagger per Carpani che è bravissimo ad attaccare il difensore che aveva seguito e ha portato a casa 2 facili punti al ferro. Ricciolo ben eseguito da Carpani che sta trovando un buono spazio nonostante essere partito come questa volta titolare rispetto al passato. Esattamente. Ancora cambio dell'Olimpia sul pick and roll. Fasolo l'attacca, bravissimo ad aprire per Trentini che penetrando sul centro mette 2 bei punti col contatto. Non male Trentini che entra dalla panchina e cerca di dare una scossa. Molto bene. Però Scancelli si fa un po' battere, non trova la conclusione. Galletti, rimbalzo di Trentini che subisce fallo. 2 cose molto buone di Trentini. Molto può essere stata una buona scelta. Adesso vediamo se continuerà. Fasolo ora esce per dar spazio a Moretti e
Molto bene Trentini. Adesso vediamo da questo attacco cosa tira fuori la Virtus. Che mette in campo più esperienza alla regia con Moretti. Si va da Bianconi, poi spalle da Biancotto, difeso da Grotti, bravissimo Scancelli a mettersi dietro la schiena del difensore. Biancotto lo serve, 2 punti perfettamente trovati dalla Virtus. Moretti adesso a mettere pressione su Grotti. Biancotto, bravissimo Bianconi a uscire forte in difesa sul pick and roll. Cambio accettato adesso dalla Virtus. Va a spalle l'Olimpia, Moretti, giocatore molto meno fisico rispetto a Galletti, che però sbaglia. Contropiede della Virtus, che con Biancotto trova altri 2 punti col contatto. La Virtus torna a -3. Tante cose positive, Giacomo, a partire dalla difesa. Sicuramente un'uscita dal timeout di 7-0 come parziale è un buon segnale. I ragazzi di Nicolao sembrano aver ricevuto una bella strigliata. Assolutamente. Trentino adesso si fa battere. Bravo a chiudere la conclusione dell'avversario. Si va in angolo da Bianconi, che in transizione non si fa ripetere. La palla non tocca neanche il ferro. Qua la Virtus aveva recuperato palla quasi, se non fosse che Torreggiani pesta nel tentativo di rimbalzo offensivo in difensivo la linea. Sarà comunque rimessa dal fondo per la Virtus. Sì. 32 secondi. Vediamo se la Virtus andrà per un tiro veloce e per poi avere anche la possibilità di avere l'ultimo tiro di questo primo quarto. Salutiamo Nixini. Colonna portante di questa società oramai, figura che è cresciuta dalla cantera e che ora dà il suo contributo nel miglior modo che può, col suo sapere. Come allenatore nel settore giovanile e come giocatore della DR2. Si può dire una persona tutta ad un pezzo. Intanto esce Carpani per un infortunio, penso a gioco fermo, perché non è successo niente negli ultimi minuti in campo. Sì, Marco, non era già comunque in campo Carpani. Forse è uscito probabilmente non si sente bene. Un problema fisico che è peggiorato. Sì. E si è dovuto andare negli spogliatoi, cosa che non è di comune competenza. Sulle sue gambe. Sì, sicuramente ora ci si verificherà bene. De Nicolao approfitta per dare 2 dritte ai suoi ragazzi. Lo stesso si può dire per coach Agresti, che richiama anche i suoi in panchina. Sì, time out non time out, che potrebbe essere molto, molto, molto utile all'Olimpia per cercare di rinsavire un attimo, perché gli ultimi 3 minuti è stata quasi inesistente nei confronti di una Virtus che invece è entrata in campo con un'altra testa. Assolutamente. Quintetto anche molto fisico per la Virtus Padova, che insomma Moretti da playmaker, giocatore comunque con diversi chili e diversi centimetri di leve al suo bagaglio. Sì, sicuramente un giocatore diverso rispetto a Fasolo. Vediamo se questa scelta in questo momento della partita potrebbe essere la scelta giusta di coach Nicolao. Sembra che vogliamo riprendere, ma in realtà non si capisce. Ancora gioco fermo, perché penso che non si possa riprendere il gioco, perché manca Carpani, che dovrebbe stare in panchina. Esatto, i giocatori comunque si dispongono. Moretti, ecco che torna Carpani, riceve un grande applauso dal palarubano. Il ragazzo cammina sulle sue gambe, sembrerebbe non essere nulla di grave. Adesso accenna anche una corsetta. Sì, per fortuna niente di grave, sembra. Siamo pronti per recuperare il gioco. Rimessa dal fondo, va Moretti, vediamo che cosa costruisce la Virtus. Trentini a girare dietro, riceve palla, stagger per Biancotto, arriva Scancelli a portare un pick and roll, sponda frontale per Moretti che restituisce a Biancotto, che trova splendidamente in angolo Bianconi. Ottima tripla della Virtus, Vigori in close out che salta una sagoma veramente alta
contro cui tirare, insomma. Sì, sicuramente ben costruito il tiro. Biancotto il secondo che si prende dall'angolo, non segnato, però insomma. Intanto l'Olimpia trova tutto sommato un ottimo tiro finale del quarto dalla punta che non va. 12-15 per l'Olimpia a fine questo primo quarto. Se dobbiamo tirare delle somme, Giacomo, una Virtus sicuramente partita piano, risvegliata poi a metà quarto. Oserei dire quasi non partita i primi 7 minuti del primo quarto, però diciamo che a questo punto del quarto, cioè nel senso il fatto che la fase finale la Virtus abbia ripreso in mano la partita, sicuramente entra nel secondo quarto con una testa diversa. Comunque sta facendo molta fatica a trovare continuità in attacco, non è facile. Comunque l'Olimpia è una squadra comunque molto, molto fisica, però diciamo che mi aspettavo un inizio diverso, ma sono comunque curioso di vedere se è stato un caso questo inizio un po' con la testa da un'altra parte, oppure se effettivamente la Virtus che conosciamo è quella dei 7 minuti, degli ultimi 3 minuti, ecco. Ovviamente ci auguriamo tutti che sia la seconda. Sì. Sicuramente per come si era messa la partita eravamo molto, diciamo, la Virtus si è trovata con un bel 13-6 di parziale nei primi 7 minuti, che 8 punti nel primo quarto di differenza non sono pochi. Ritrovarsi sotto di 3 punti a inizio del secondo quarto, Marco, sicuramente c'è anche una tranquillità diversa anche proprio nei momenti in cui tu vai a prenderti proprio il tiro. Assolutamente. Dopodiché percentuali ancora sporche, possiamo definirle così, per la Virtus. Hai ricordato bene, 2 tiri aperti di Bianconi dall'angolo, tiri assolutamente nelle sue corde che non sono stati premiati dal fondo della retina. Tutto pronto per cominciare il secondo quarto della sfida. Per gli ospiti è entrato il numero 12 Torri, il quintetto Virtus invece rimane invariato. Riceve Moretti, alza la pressione, Torri si va da Trentini che va spalle canestro da Biancotto, bravissimo al volo quasi ad aprire per Bianconi, un'altra tripla del capitano che non va a buon fine, che adesso trova un'ottima penetrazione, e va a fare un altro viaggio in lunetta. Sì, abbassa il quintetto Coach Agreste e questa cosa può giovare alla Virtus, perché comunque Corrado Bianconi ora è sicuramente il giocatore più fisico in campo, senza vigori, e l'entrata di Torri vediamo come potrebbe dare, che cambio potrebbe dare anche alla squadra di Agreste. Intanto 2 su 2 del capitano, Moretti ad alzare la pressione, bravissimo su Torri che va da Pederzini, qua perde un po' di giri la difesa padovana, errore di Domenichelli, aveva seguito benissimo Pederzini a rimbalzo, aveva segnato in tap-in, ma c'era stato precedentemente un fallo in attacco, sarà rimessa dal fondo per la Virtus. Sì, nei 30 secondi passati la Virtus ha ancora di più ridotto lo svantaggio, vediamo se procede. Si va da Biancotto, pick and roll, 3 esterni con Moretti da bloccante. La Virtus ha cercato questo cambio con Torri in difesa su Biancotto, l'ha cercato e ha trovato 2 bei punti da ciò. Adesso Pederzini va da Galletti che serve Torri, si torna da Pederzini che vuole attaccare il capitano Bianconi, bravissimo a tenere, trova un'ottima tripla nonostante ciò l'Olimpia con Domenichelli. Moretti va di nuovo da Biancotto, alza l'intensità difensiva Torri, lo fa troppo e spende il suo primo fallo.
una chiave di lettura di questo secondo quarto potrebbero essere anche i 3 falli spesi velocissimi dalla formazione ospite. Sicuramente non... Che qua recupera un ottimo pallone. L'Olimpia Che poi ributta via e poi recupera. Momento un pochino confusionario. Ne nasce un'ottima tripla dall'angolo che non va, vola a Trentini a rimbalzo. E di nuovo la Virtus a spingere sul ritmo. Scusa Giacomo se ti ho interrotto. No, sicuramente 3 falli nel primo minuto non è una buona situazione per la squadra dell'Olimpia. Soprattutto potrebbe essere stato anche il fatto di aver tolto Vigori dal campo, aver abbassato il quintetto. La Virtus non ha cambiato molto del suo quintetto, rimane con Biancotto in campo e che sta sicuramente creando dei problemi dal punto di vista difensivo, se no non ci si troverebbe a meno di 2 minuti all'inizio del secondo quarto con 3 falli. Coach Agresti deve averti sentito perché rimette in campo Vigori. Sì, Adesso non la mi Virtus sorprende con Marco la Moretti. scelta, proprio per il motivo che ti ho detto. Moretti a gestire l'attacco padovano. Taio Iverson di Biancotto che lo rallenta per studiare il comportamento difensivo del suo difensore. Taio flash di Scancelli che riceve e segna dalla media il suo marchio di fabbrica. Sembra quasi che fosse libero in mezzo all'aria, come se la difesa Perso dalla se difesa, fosse esatto. persa, se lo fosse perso. Spende fallo adesso Bianconi su un Pederzini che penso non sia mai uscito e che sta veramente giocando un'ottima partita di intensità. Si apre in punta Vigori che cambia lato, si va a spalle adesso da Pederzini, marcato da Scancelli in un duello fisico, si butta indietro in fade away, gran canestro di Pederzini che continua la sua ottima gara. Dimostra le sue doti anche tecniche, perché comunque non si tratta di un tiro semplice quello del fade away alla Dirk Nowitzki, Sicuramente uno dei gesti tecnici più belli da poter ammirare su un campo da basket. Spende fallo ed entra in bonus l'Olimpia a questo punto. Sì, adesso però la Virtus deve anche trovare, nel caso in cui subirà spesso fallo, continuità anche dal tiro libero, perché comunque la squadra di Padova sta avendo delle difficoltà importanti proprio dalla linea del tiro libero. Certamente come anticipato sono punti facili. Adesso ben trovato in angolo da Bianconi, Trentini, brava la difesa a reagire. Bianconi attacca il gigante dell'Olimpia che però è bravissimo a rientrare e a disturbare il tiro. Pederzini può puntare Bianconi, palleggia, adesso tiro si ferma dalla media, salva bravissimo Grotti a evitare l'infrazione di campo. Viene fischiata una doppia a Pederzini, esce Capitan Bianconi, entra Tommaso Pilone, ragazzone giovanissimo del vivaio Virtus 2007. Molto importante quello che sta facendo la Virtus anche riguardo ai propri giovani. Abbiamo visto Fasolo dal primo secondo, ora anche questo lungo nuovo. Pilone. Diciamo che sembra voler dare un po' di spazio a questi ragazzi, perché il lavoro è importante, nonostante la prima palla gestita da Pilone non è la sì, migliore. Tutto sommato poteva anche prendersi il tiro, forse appunto un po' la timidezza del momento ha preferito attaccare il recupero, ma commettendo infrazione di passi. Sì, quasi veramente un errore determinato da un po' di ansia alla prestazione, ecco. Ma brava l'Olimpia ad andare sotto di nuovo con Vigori che però sbaglia, seguono a rimbalzo, riaprono per Domenichelli che infiamma il canestro con una tripla. Più 5 adesso per l'Olimpia. L'Olimpia è entrato Vigori, è cambiata la fisicità in campo, Bianconi è uscito, insomma potremmo star già capendo dove vogliamo andare a parare anche l'Olimpia stessa, che probabilmente il coach Agresti sembra... E intanto
mette le ali Leonardo Biancotto Incredibile, inchiodata a due mani di nel Corrado traffico. Biancotto. Olimpia va in angolo da Grotti, bravo Moretti a seguire l'attaccante in maglia blu. Pederzini ancora in fadeaway, bravo Biancotto a seguire, trovato Vigori dal mezzangolo, mette a canestro un tiro difficilissimo, ben contestato, anche buone mani il lungo dell'Olimpia. Qua intanto la difesa passa sotto nel pick and roll, Trentini prende un giustissimo tiro, si lotta a rimbalzo, la Virtus ne ha la meglio. Ora Biancotto a giocarsi il mismatch con Torri, prova la giocata, colpisce il piede dell'avversario. Sì, tra l'altro pilone messo in campo a dover stare su Vigori, non è che è un compito semplice del Assolutamente ragazzo, no. Sicuramente deve Diciamo un dimostrare giocatore, qualcosa anche lui, però, che in under 19 eccellenza è abituato ad essere tra i più grandi, e qui invece la pasta cambia. Intanto Biancotto col tempo che stringe, rimbalzone di Vigori che apre per Torreggiani, Fasolo a mettere pressione, si va in punta da Domenichelli, lasciato libero, sbaglia la conclusione, la Virtus può spingere sul ritmo, trovato Fasolo, fermato fallosamente proprio da Domenichelli che lo colpisce sul ginocchio, si tiene il ginocchio Fasolo, ovviamente contatto non assolutamente sportivo, sicuramente, però duro sul playmaker Virtus che si tiene il ginocchio. Sicuramente sembra quasi che le due squadre si stiano passando il testimone, come se ci fosse una squadra alla volta in campo. L'Olimpia che entra non bene nel secondo quarto, poi si riprende, una Virtus che invece è un po' scomparsa di nuovo nell'ombra, come è successo nel primo quarto. Ora 5 punti le dividono, però insomma sì, l'inerzia è tornata in mano all'Olimpia, sicuramente. Non è un caso che il coach Nicolao abbia scelto questo momento per chiamare time out. E direi che il fattore, almeno parlo per gli ospiti, per la formazione ospite, sia stato Vigori, perché le cose hanno cominciato a rigirare in maniera positiva proprio al suo rientro in campo. Vedremo se continuerà così o se il coach De Nicolò avrà cambiato qualcosa. Sicuramente rimane Scancelli, non cambia il quintetto di coach De Nicolao, se non per Bellarosa che rientra al posto di Fasolo, che evidentemente Marco, deve fermarsi dopo l'ultimo contatto. Infatti in lunetta ci va proprio Bellarosa. Ghiaccio sul ginocchio di Fasolo. A segno con il primo Bellarosa che si sblocca così dopo una partenza fredda. Era poi rimasto in panchina fino a questo punto. 2 su 2 per il numero 13 in maglia bianca. Vediamo se l'uscita dal time out verrà ben interpretata, insomma, la squadra di Padova, che intanto alza la pressione, cerca palla sotto, Pilone bravissimo ad intercettare il passaggio, corre in contropiede la Virtus, servito Trentini che vola letteralmente, rimane in aria a 3 secondi, subisce il contatto e mette a referto 2 punti col fallo. Deciso Trentini, esplosivo, energico, Biancotto corre bene il campo. Intanto siamo contenti di rivedere Fasolo in campo, sembra che non sia successo nulla di grave. Dicevo, Biancotto corre bene il campo, serve questa palla per Trentini che attacca bene l'area e prende e riporta la Virtus in parità. Completato il viaggio in lunetta, esce proprio Biancotto, come hai detto tu rientra Fasolo, nulla di grave, si va in punta da Vigori che poi ribalta
per Galletti c'è un fallo in attacco di Pederzini, che adesso parla anche con l'arbitro, e possiamo dire che ritorna in campo anche Carpani. Siamo felici di ciò, vuol dire che l'infortunio, lo stop che aveva avuto prima non è grave, insomma, lo rivediamo in campo a solcare il parquet. Lungo dialogo tra Pederzini e l'arbitro, non contento della chiamata del direttore di gara, si accomoda in panchina, continua questo dialogo, sembra quasi che insomma anche coach Agressi si unisce al dibattito e l'arbitro richiama. Procede al richiamo. Sicuramente Olimpia ora che vede una Virtus che è rientrata bene al time out, fa 5 punti in fila, sicuramente si nervosisce bene e vedremo se l'Inezia continuerà in questa maniera. La Rosa esce, riceve in punta per una tripla ben presa, non entrata, corre in contropiede Torreggiani che però non riesce a convertire l'appoggio. Ora la Virtus di nuovo, l'ennesima corsa di campo e Trentini con i suoi razzi riesce a sfidare addirittura Vigori al ferro. Il suo tiro non va. Inizialmente gli arbitri avevano affidato la rimessa alla Virtus, si chiariscono e viene cambiata palla per gli ospiti. Sì, sicuramente la Virtus sembra voler correre il campo, e sebbene comunque anche il tiro non concluso da Bellarosa fosse comunque frutto di una buona azione di squadra. Qua intanto De Nicolao che urlava al giocatore numero 19 Pilone di commettere fallo. Una scelta sistematica, evidentemente presa prima dell'inizio della partita, fermare Vigori ancora prima che possa giocarsi o anche solo pensare di giocarsi l'uno contro uno spalle canestro. Adesso viene riservito, fa allontanare Carpani che perde la maniglia, palla recuperata della Virtus. Sicuramente le due squadre si sono trovate nel secondo quarto in due situazioni diametralmente opposte, se possiamo dire, Marco. 4 falli spesi nei primi 3 minuti del primo quarto dalla parte dell'Olimpia, uno solo a 7 minuti dalla fine del primo quarto della Virtus, che è uno strumento molto importante soprattutto per gestire Vigori. Intanto Bellarosa taglia il blocco in uscita, la palla gli torna in mano, attacca benissimo, recupero, perde inizialmente la maniglia, bravo a riaprire per Trentini che serve lo scarico per Scancelli, matematico dalla media. Sì, ben eseguito, ben trovato, Scancelli accademico se si può dire, esegue, la Virtus si trova ora in vantaggio, era probabilmente dall'inizio della partita che non si trovava in vantaggio, sì. E molto, molto importante anche questo canestro che sembra semplice ma probabilmente è quasi il più difficile da segnare libero così. Assolutamente, intanto Fasolo aveva speso il terzo fallo di squadra per fermare il contropiede, un fallo tutto sommato, vista la situazione falli, ben speso. Torreggiani ora si va da Pederzini che attacca il mismatch, porta fino in fondo Bellarosa, bravo a non commettere fallo. Il rimbalzo conquistato offensivamente da Galletti, che poi converte col fallo speso di Scancelli. Ecco, se il fallo di Fasolo forse era un buon fallo, quello di Scancelli qui non lo è stato, perché ha consentito non solo il canestro ma appunto anche il viaggio in lunetta. Sicuramente sono falli che non vuoi commettere, o meglio, se scegli di commettere sicuramente non vuoi che accada tutto ciò, perché insomma la Virtus sta dando la possibilità all'Olimpia ora di rimanere in partita e di rimettere avanti la testa nel match. Fasolo a deludere la pressione di Torreggiani e un altro cost to cost del numero 0, ragazzi. Che partita sta giocando. Intanto una palla recuperata da Bellarosa che va da Trentini, che gliela ridà, bravissimi! Giocata di coppia e contropiede eseguito perfettamente, premiato Trentini con altri 2 punti nella sua gara. E qui la Virtus accenna a un'altra fuga.
qua bravi gli ospiti a sfruttare il mismatch che si era creato con Pederzini e Bella Rosa, e riescono a prendere rimbalzi in attacco. Rimbalzo offensivo di Vigori che riesce a convertire. Virtus che trova 4 punti di fila in pochi secondi, ben correndo. Questo canestro è un canestro che purtroppo ti prendi, anche perché non hai nessuno che possa tenere distante dal canestro di Vigori. Intanto Scancelli prende un tiro tutto sommato col difensore staccato dall'angolo che non trova il fondo della retina. Bravissima l'Olimpia a non giocare la situazione di Zipper, ma andare subito a spalle con Carpani marcato da Fasolo, giocatore molto più piccolo. Sicuramente un giocatore ancora da costruire fisicamente. Carpani fa la voce grossa, sicuramente spalla canestro. Qui Bella Rosa ad attaccare in step back, il giocatore più lento. Il tiro si spegne sul primo ferro. Transizione adesso per l'Olimpia che gioca in velocità un pick and roll. La Virtus si perde il rollante Galletti che appoggia facile, e qui si lamenta di nuovo con gli arbitri. Effettivamente qui c'era stato un contatto dubbio nella conclusione del... Poteva esserci anche il fallo fischiato, però la Virtus di nuovo sembra essersi perso di nuovo in un bicchiere d'acqua. Aveva fatto un canestro con Fasolo, con un cost to cost, poi rubato palla con Trentini di nuovo, sembrava anche aver acceso la tana stessa, no? I tifosi. Invece poi prende altri, forse 7 punti di fila o 6 punti di fila. Penso 6 punti di fila in un amen. No, 7 forse, no 6, vabbè, comunque né 7 né 6 sono una buona cosa. Assolutamente. Che succeda, soprattutto appunto sembra quasi che la Virtus stessa stia tenendo in partita questa squadra, e ora che si trova a più 3, quando la Virtus si trova a più 4, solo 27. Sì, non felice di ciò, giustamente coach De Nicolao spende il suo secondo time out del primo tempo. Sarà rimessa dal fondo per la Virtus, ad occuparsene Trentini. Vediamo se la difesa ospite non voglia inscenare qualche press a tutto campo. Sembrava, ciò non è. Bravissimo Fasolo, ennesima penetrazione al ferro. Canestro fotocopia, bravissimo qua il ragazzo che ricordiamo. Due gambe velocissime. Ricordiamo giovanissimo, 2008, ma un canestro molto, molto importante per la Virtus, semplice, sembrava confusa l'Olimpia, se pressare o meno, alla fine Fasolo approfitta. E Pederzini a ricolmare lo scarto. La Virtus prova con Fasolo a servire il ghost screen di Bianconi, il tiro era storto e prende solamente il ferro. Finisce così la prima frazione, partita tutto sommato in parità, 3 lunghezze però a favore degli ospiti. 3 punti che sono 3 punti, sembra, appunto ribadisco, quasi lasciati là dalla Virtus, nel senso che l'Olimpia ha saputo giocare bene anche sugli errori della stessa Virtus e a sfruttare bene la prepotenza fisica che è mancata molto all'inizio del secondo quarto, e poi tanti canestri sono arrivati da Pederzini, da Galletti, dallo stesso Vigori, che hanno dimostrato di avere... Sì, i giocatori più fisici della formazione bolognese. Sicuramente i canestri portati tra l'altro da rimbalzi in attacco, da mismatch con Carpani, con Fasolo. L'Olimpia sta giocando semplice, ecco, magari. Sta giocando semplice, interpretando perfettamente però i vantaggi fisici che si ritrova ad avere, sì, certo è anche in vero campo. Certo è anche vero che non puoi giocare 40 minuti con Vigori in campo, ecco, quello che succede quando viene... Adesso intanto ci arriveranno anche le percentuali che vi potremo dire, ma ve le diremo all'inizio del terzo periodo. Intanto ci prendiamo una pausa. Eccoci qua, meno di 2 minuti alla seconda metà di gara. Diamo qualche spunto a livello statistico, Jack. Una Virtus che sicuramente da 3 deve ancora trovare la sua
Diciamo che la 3 deve ancora trovare, scusate, la sua identità. Sì, sembra, la Virtus non è che deve trovare la sua strada, insomma, cioè deve perlomeno uscire di casa, nel senso che 0 su 11 da 3 è il motivo probabilmente perché la situazione è questa, la fatica di trovare continuità dal campo è una cosa che per la Virtus deve essere il primo campanello d'allarme, insomma. 0 su 11, non ha tirato neanche poco, l'Olimpia ha tirato con il 22%, quindi insomma polveri molto bagnate. Bagnate anche per l'Olimpia, però appunto sì. 22 è meglio che 0. Sì, cioè, esatto, da 2 entrambe le squadre stanno tirando col 50%, quindi c'è poco che, di cui parlare da questo punto di vista. Poco da recriminarsi. Tiri liberi tirati pochissimo da parte dell'Olimpia, perché probabilmente anche dal punto di vista di falli la Virtus è riuscita a gestirsi bene o comunque a commettere quando poteva permetterselo. La Virtus invece ne ha tirati di più e sta tirando col 78% del tiro libero, 7 su 9. Sicuramente quelli sono quelli che le hanno permesso però 33 punti sono pochi. Diciamo che l'Olimpia fa segnare poco, però così poco la Virtus non segna mai. Intanto si riprende il quintetto degli ospiti col numero 4 Torreggiani, col numero 13 Pederzini, col numero 1 Carpani, col numero 14 Galletti e col numero 15 Vigori. Intanto per la Virtus invece Fasolo, Trentini, Bella Rosa, Biancotto e Capitan Bianconi. Ne esce con un'emessa laterale l'Olimpia, bravo Trentini a mettere pressione in uscita, si va a spalle da Vigori che si avvita, che si svita sul piede perno. Non credono i compagni a rimbalzo che aveva preso Carpani, che adesso recupera palla e lancia la transizione. Sì, 5 palle perse nei primi 2 quarti, un po' adesso ne perde già una la Virtus. Non male, ne ha recuperate 7, quindi insomma il bilancio è positivo. Più in difficoltà l'Olimpia con 9 palle perse, però insomma la Virtus comunque quelle 5 che ha perso l'hanno portata comunque a mantenere l'Olimpia in partita. Adesso Fasolo, stagger per Bella Rosa che passa sotto, restituisce a Fasolo, pick and pop in punta con Bianconi. Come abbiamo già visto l'Olimpia cambia come ha sempre fatto. Questa volta la Virtus riesce a concretizzare con Fasolo da 3. Ricomincia dal suo giovane gioiello che apre la strada per il miglioramento delle percentuali all'arco. E intanto parità. Adesso Carpani, show di Bianconi, perde la maniglia per un istante, la recupera, serve in contropost Vigori che poi si butta indietro e viene premiato dagli dei del basket, ma un altro canestrone di Vigori. E Fasolo, quarto coast to coast della gara, il giocatore più veloce a tutto campo tra le due formazioni, infermabile. L'energia di questo ragazzo, velocissimo, Torreggiani non riesce a stargli dietro neanche col binocolo, vede solo i fari posteriori. Prende una tripla Vigori che colpisce il ferro e esce sulla linea di fondo. 38 pari, il pararubano si accende. Ora Fasolo. Anche sorretti dalle nostre scarpette rosse. Sorretti e gestiti, accompagnati. Fasolo che attacca il recupero, si ferma dalla media. Gran palleggio resto tiro. Bianconi controlla un ottimo rimbalzo offensivo che dà una seconda chance ai neroverdi. Con Bianconi bravissimo ad attaccare Vigori fuori dall'area e ad appoggiare di mano sinistra. Ora Carpani, difeso da Bella Rosa. Bianconi qua rischia di commettere fallo su Vigori, che è bravissimo ad allontanare con le lunghe leve la palla. Trentini ora a difendere Pederzini che si ferma in palleggio resto tiro da 2, si lotta a rimbalzo, premiati i neroverdi. Movimento al limite di Pederzini, quasi Steve Arma all'NFL. Ora Fasolo vola, scarico per Bella Rosa! La 3 è una
è un'altra aria che tira a Padova, sicuramente 7 punti in fila della squadra di casa fanno tremare un po' le gambe al coach Agresti che sceglie di chiamare time out cercando di far raffreddare un po' la Virtus. E che inizio di terzo quarto, si sblocca anche da 3 la Virtus con Bella Rosa. Abbiamo visto davvero il quarto un basket ben interpretato, ben gestito, spingendo sul ritmo. Da questo sono nati un quarto coast to coast di Fasolo a tutto il campo, una bella penetrazione di Bianconi e l'ultima tripla di Bella Rosa dall'angolo. E la tripla di Fasolo sul cambio del pick and roll, bravissimo. Sicuramente è una Virtus decisa, è quella che ci aspettavamo nel primo quarto probabilmente, ma comunque vederla entrare nel terzo quarto con una testa così, con la volontà di segnare, di voler segnare, può far paura sicuramente a Castel San Pietro. L'Olimpia rischiera il quintetto invariato, lo stesso la Virtus. Sì, che adesso diciamo per mettere la ciliegina sulla torta dovrebbe fare questa difesa e non subire canestro in questa difesa. Ora bisogna vedere come i ragazzi di Nicolao escono dal time out e cosa ha detto il coach Agresti in segreto per riuscire a ritrovarsi un po'. Consegnato per Torreggiani che poi va in angolo da Pederzini che è bravo a servire il roll di Vigori, che era stato bravissimo a tenere dietro la schiena Trentini, che poi abbassa la mannaia colpendo il braccio. Ben costruito, Vigori che cambia lato, porta il consegnato a Pederzini, poi taglia tenendosi dietro Trentini che è la metà di lui, trova un fallo per 2 tiri liberi, segna il primo e insomma, questo è un gran tiro costruito a coach Agresti. 2 su 2 ed esce bene dal time out l'Olimpia con 2 su 2 ai liberi. Ora Fasolo va in ala da Trentini, pick and roll con Bianconi, cambia lato da Bella Rosa che prova a riaccendere la miccia da oltre l'arco, rimbalzo controllato da Carpani. Adesso Pederzini fermo con la palla in mano, restituisce in post a Galletti, marcato da Trentini, alza il gomito. Alza il gomito sicuramente, forse dopo rispetto a un contatto di Trentini che spende fallo. Non sono d'accordo col direttore di gara, ma probabilmente lui vede meglio di me da lì vicino, però sicuramente il gomito di Pederzini era alto. Sì, ripeto, forse dopo il contatto che aveva prima messo Trentini. Intanto ne escono con una tripla di Vigori che di nuovo mostra di avere un gran tocco anche da oltre l'arco. Qua bravissima la Virtus ad attaccare la zona con Fasolo che si butta dentro a un doppio blocco, può correre in transizione l'Olimpia, sbaglia il tiro da 3 con Carpani, bravissimo Pederzini di nuovo, Galletti di nuovo a seguire il tiro, a conquistare il rimbalzo in attacco e a convertire con 2 punti in semigancio di sinistro. 7 punti in fila e time out obbligatorio di coach De Nicolao. 7 punti in fila dell'Olimpia uscita dal time out. Un'altra cosa da notare è che nonostante le prime 2 triple della Virtus in questa partita, Agresti sceglie di porre una difesa a zona. Sicuramente tra il secondo e il terzo quarto negli spogliatoi avranno parlato di questa cosa, la difficoltà della Virtus di trovare continuità dall'arco è sicuramente qualcosa che ha spinto coach Agresti a imbastire una difesa a zona. La Virtus deve trovare delle soluzioni che è riuscita a trovare con un tiro non connesso da Fasolo, rompendo il raddoppio. Il problema è che ci vuole qualcosa di più che una semplice lettura per riuscire a gestire una difesa a zona quando non hai continuità dall'arco. Poi è risaputo che insomma se c'è un punto debole della difesa a zona è poi il taglia fuori sul rimbalzo, il taglia fuori sui tiri dell'attacco. Vediamo se la Virtus riuscirà ad approfittare anche di questa lettura nel caso i tiri appunto dovessero continuare a non essere premiati dagli dei del basket. Intanto ancora difesa a zona 2-3 per l'Olimpia, si cambia lato e si ritorna da Fasolo. Di nuovo ribaltamento
con Trentini. Si va in angolo da Biancotto, bravissima l'Olimpia a ruotare con tutti e 5 difensori. La Virtus infine riesce a trovare in punta sul tiro libero Biancotto, che si butta indietro e mette 2 punti nati dal caos più totale, ma che fanno tanto comodo alla Virtus. Raccoglie dal fango Biancotto questo pallone a metà, riesce a trovare un canestro di puro talento. Si va di nuovo spalle da Pederzini, bravissimo Trentini. Bravissimo Trentini a seguire fino all'ultimo, ma Pederzini è già la seconda che mette così in fadeaway. Intanto Fasolo, coast to coast, pazzesco, non riesce a trovare il canestro in Eurostep. Diciamo, in questo caso la panchina dell'Olimpia voleva la chiamata passi, che secondo me almeno da qua non si vedevano. Diciamo che il primo passo è stato un po' in aria, poteva starci, diciamo, la chiamata ai passi. Non poteva starci, insomma, l'alzata di Toni contro l'arbitro. Dopo il primo richiamo nel primo quarto, sì, diciamo che come ci insegnano qua a Calestro e Pederzini, miglior attacco batte miglior difesa. Sì. Trentini però deve gestire un mismatch che probabilmente verrà cercato molto spesso dalla squadra di Castel San Pietro. Converte il tiro libero Bianconi, può ripartire l'Olimpia, in punta con Pederzini, si ribalta da Vigori, che adesso consegna a Torreggiani. Di nuovo Pederzini, si va in post basso da Vigori, che forse alza il perno, bravissimo a svitarsi, Bianconi tiene, prende rimbalzo la Virtus dopo un'ottima difesa, adesso può partire in contropiede. Trovato Fasolo, che poteva anche tirare secondo me. La Virtus è brava però a mantenere il vantaggio e a servire Biancotto, che viene fermato fallosamente. Il coach di Nicolao voleva che tirasse Fasolo, diciamo che il ragazzo ha voluto comunque trovare un tiro migliore, non si è lasciato ingolosire, poteva tirare assolutamente, però comunque due tiri liberi, la volontà di correre contro la zona è ben chiara sempre, e Biancotto ora connette il primo. Bravi comunque ragazzi di Nicolao per non lasciarsi prendere dalla foga e a non affrettare comunque le conclusioni. Biancotto 1 su 2, è entrato Moretti proprio per Fasolo, che si è preso un grande applauso meritatissimo dal Palarubano. Perso Vigori dalla difesa dei padroni di casa, 2 punti facili, troppo facili per l'Olimpia. Adesso Moretti, ancora zona dell'Olimpia, si ribalta al lato, si va da Moretti, ennesimo ribaltamento non completato da Bianconi, che preferisce tirare da 3, un tiro che è nelle sue corde ma che non viene convertito. Fa fatica la Virtus in questo momento a trovare un buon tiro contro la zona in questo attacco. Di nuovo spallacanestro per Vigori, bellissimo arresto ad aprire, allontana ancora di più il difensore, che già non era, diciamo, nella posizione migliore, e mette 2 bellissimi punti dalla media. Vigori, che è attualmente a 19 punti nella gara, a 3 minuti ancora dal termine del terzo quarto. La Virtus ancora alle prese con la zona, Moretti attacca sulla linea di fondo, bravissimo lo scarico, bravissimo con lo scarico a trovare poi una penetrazione di Bianconi che non va, bravissimo Biancotto a seguire a rimbalzo. 2 punti facili per la Virtus, che si riporta a -2. E qua tutto facile per l'Olimpia, tutto facile per l'Olimpia, che trova altri 2 punti di mano sinistra con Carpani. Bravissima la Virtus a trovare bella Rosa, che finta la conclusione da 3, il difensore salta, palleggia, resta tiro, ben eseguito, 2 punti per la Virtus. Sì. Nicolao vuole correre, l'ha detto anche a Moretti, con fare molto intimidatorio, però comunque i ragazzi di Nicolao riescono a costruire un gran tiro per Bella Rosa, che connette dalla media. Ora Pederzini, cambio accettato dalla Virtus con Capitan Bianconi che alle prese con il giocatore più veloce, che infatti è bravo ad arrivare di mano destra in appoggio. Qua alza la pressione Carpani, che forse commette
forse commette fallo su Bianconi, che non era stato pulitissimo nello scarico per Bellarosa, ma tocca lo stesso Carpani e quindi sarà rimessa laterale per la Virtus. Parecchi cambi, rientra per la Virtus Scancelli al posto di Bianconi e Rigon al posto di Trentini. Per gli ospiti invece entra il numero 18 Garuti e il numero 10 Domenichelli. Rigori fuori dal campo, vediamo ora che cosa succede. Bravissimo Bellarosa, porta a spasso la difesa e ne appoggia 2 di pregevole fattura di mano sinistra. Con Vigori fuori dal campo sembra che Agresti voglia stare da uomo comunque. Sì, con Vigori sì. Ha cambiato infatti l'approccio difensivo. Ma Moretti forse si fa battere troppo facilmente sulla linea di fondo. Bravissima l'Olimpia a mantenere il vantaggio. Non converte Carpani da 3, la Virtus può correre e spingere sul ritmo. Bravi a rischierarsi i giocatori in maglia blu, si va a spalle canestro da Biancotto che ne approfitta, perde l'equilibrio, ma bravissimo a trovare in punta Jack Rigon che ne mette 3 e la Virtus è di nuovo avanti. Virtus che ora Scancelli stoppa Garuti e poi lo costringe a mettere il piede fuori dal campo. Ottimo come si dice? Effort in difesa, Ottimo apporto impegno... dalla panchina sì. adesso con gli ultimi 2 cambi, in attacco con Rigon e in difesa con Scancelli, autori di una tripla e di una stoppata e poi una palla recuperata. Virtus che primo tempo tira con lo 0%, secondo tempo sta tirando con il 50% e... Da 3 punti. Scusami Marco, non con il 50 ma con il 100% a 3. No, non è vero. Scusate, sono sbagliate le statistiche. Qua Moretti perde la maniglia, è bravo a recuperarla, si va fuori da Rigon che apre per Biancotto, dimenticato, poi costretti a scalare velocemente, tripla aperta di Rigon, conquista rimbalzo in attacco Moretti, che poi è bravo a scaricare per Biancotto, la palla gira sul ferro, rimbalzo preso dall'Olimpia che adesso può impostare con Carpani. Scivola Torreggiani, lo stesso riceve, si ritorna su da Carpani che è bravo a lanciare il lob per Galletti che viene fermato fallosamente dal raddoppio virtusino. Sì, sicuramente il coach De Nicolao non vuole che i suoi giocatori cambino, questo è ben chiaro, sarebbe con Moretti, vuole che rimangano attaccati, ma se magari fare uno show, ma non si cambia perché i mismatch li stanno soffrendo tanto. Tripla dalla punta che prende il secondo ferro da parte di Torreggiani, Bellarosa lotta a rimbalzo, mani addosso, fallo subito. Un tiro. E intanto ridendo e scherzando di 20 secondi alla fine del terzo quarto. Sì, un terzo quarto che è volato, le squadre hanno segnato, e la Virtus conduce un punto solo, però con la possibilità di allungare. E sarà proprio la Virtus a giocarsi l'ultima azione. Vediamo se, penso ci saranno pochi dubbi, vorranno andare fino in fondo col cronometro. C'è Moretti ad attendere, diciamo, il via di De Nicolao, si va in ala da Biancotto, pick and roll con Scancelli, ribaltamento per Bellarosa che poi è bravo a scaricare per Scancelli che dalla media non ha ancora sbagliato questa partita. È parso 10 punti per lui. Quasi non umano, Biancotto che segna, 3 lunghezze di differenza tra le due squadre. Ora siamo curiosi di sapere nel momento in cui avremo le statistiche cosa ha fatto la Virtus nel terzo quarto dal punto di vista di percentuali dall'arco. Sicuramente la strada l'ha trovata, la sta trovando, nonostante qualche attacco un po' difficoltoso contro la zona, ma poi è riuscita a ritrovarsi, a trovare dei buoni canestri ben costruiti. Sembra la Virtus ora poter insomma mettere la testa avanti con più sicurezza di prima. Sì, difesa zona inscenata con Vigori in campo, il giocatore in maglia 15 per motivi di stanchezza penso è stato costretto a non giocare l'ultima frazione del terzo quarto, dove
l'Olimpia ha difeso a uomo e la Virtus è riuscita a ritrovare la testa avanti nel match. Dopo un ottimo inizio comunque di terzo quarto. Comunque 25-19 di parziale nel terzo quarto, 6 punti di differenza in una partita del genere possono fare tutta la differenza del mondo. Il terzo quarto, ora abbiamo le statistiche, la Virtus riesce a tirare con il 43% dal campo. E direi che è una bella differenza. Per niente male, assolutamente. Senza l'ultima tripla di Rigon sicuramente il 50% era molto convincente, ma anche il 43% stesso. Tutta la partita ovviamente si parla di percentuali molto più inferiori, la Virtus sta tirando con il 17, però appunto 3 triple su 18, però 3 triple prese segnate in questo quarto. E ottimamente costruite. Sì, dopodiché secondo me Marco più che altro la chiave. Un tiro ben costruito può anche uscire, può anche uscire. È diverso rispetto a un tiro forzato. Sì, se tu trovi la continuità di costruire buoni tiri, stiamo avendo la prova questo terzo quarto, che prima o poi per statistica devono entrare. Tutti gli unici tiri che la Virtus aveva preso nel primo e nel secondo quarto erano tiri comunque ben costruiti. Quindi sicuramente ripartire da quelli, non aver paura. Sicuramente pochissime forzature, in effetti. Sì, sicuramente quello, sì. Ora torna Vigori in campo, vediamo se la volontà di mantenere la difesa a zona quella con Vigori in campo è la chiave di lettura della partita di Coach Agresti. Moretti al limite della metà campo, stagger per Biancotto, ben chiuso dall'Olimpia che recupera palla, o meglio perde palla Moretti, bravo Torreggiani a toccargliela. La prima azione allora passa in mano all'Olimpia. Pick and roll tra Pedersini e Vigori, sponda dietro ben trovata e la Virtus può correre con Scancelli che si è trovato troppo dinamico forse ad arrivare al ferro. Sì, probabilmente velocità che non è abituato a raggiungere. Però sicuramente la Virtus vuole correre, Moretti per Bella Rosa corrono bene, manca l'appoggio sinistro. Qui perso Galletti e l'Olimpia che ricomincia dall'area che è dove ha trovato più punti questa partita sicuramente. Pick and roll tra esterni con Biancotto a portare palla. Biancotto poi si ritrova un mismatch favorevole, spalle canestro contro Torreggiani, che situazione già vista in precedenza. Diciamo che e la Virtus aveva guadagnato bei punti da questa Torreggiani situazione. Poco attento perché Vigori aveva urlato a gran voce che c'era sul fondo e quasi gli dice ma guarda che ci sono perché Biancotto stava per girare. Ricciolo di Bella Rosa che poi converte un tiro dalla media comunque ben difeso secondo me da Domenichelli. Che talento Bella Rosa. Bella Rosa è un gran giocatore, quello che ad ora per la Virtus ha segnato 11 punti, doppia cifra anche per lui. Ora cambio accettato da Biancotto, Vigori non serve a rimbalzo perché Torreggiani segna. Sì, qui brava la Virtus a portare l'Olimpia all'ultimo secondo disponibile per tirare. Torreggiani mette a segno una tripla fondamentale. Sì, cambio di nuovo sul pick and roll, Bella Rosa si trova marcato da Vigori che alza il braccio e lo stoppa, può ripartire l'Olimpia. Moretti ferma la transizione, poi Torreggiani mostra delle doti di ball handling altissime, bravo Moretti a seguire però. Diciamo due dimostrazioni dall'essere perso a ritrovare per la stoppata. Sì, Moretti bravo che non si lascia per vinto e va a stoppare da dietro il giovane dell'Olimpia. Ora palla, perso, Vigori sotto in mezzo dentro lo smile e segna 2 punti facili. Quota 21 se non erro. Per i suoi 23 punti. 23. Che partita della torre bolognese. Sì. Ora qui adesso si trova di nuovo a marcare un piccolo dopo aver cambiato sul pick and roll. Biancotto non trova due attacchi l'appoggio. Due attacchi di fila in cui Vigori si trova a difendere un piccolo, ma
non va male per l'Olimpia. E ora, che brava qua l'Olimpia. ora brava a costruire- Che brava a trovare subito la palla sotto, spalla canestro per Galletti. per lo scarico fuori a Domenichelli che segna la tripla del +5. Taglio Iverson riceve bella rosa, pick and roll giocato con Rigon, perde la palla, la consegna a Moretti che si butta dentro e subisce fallo. Bravissimo Moretti qua diciamo, la Virtus era trovata in difficoltà con Bella Rosa, quasi a perdere la palla dopo che gli era scivolata. Situazione confusionaria, bravo Moretti a buttarsi dentro e a guadagnare il fallo. Perché confusionaria? Perché Castel San Pietro sta alzando il ritmo, sta alzando il livello in difesa e la Virtus sembra quasi come se non se l'aspettasse. Nel senso che gli ultimi 2 attacchi ha gestito il mismatch contro Vigori, che comunque però non ha perso l'uomo dalla punta, una volta ha stoppato il tiratore, la seconda volta è arrivato l'aiuto. Ora stanno cambiando molto, insomma la volontà di coach Agresti sembra quello di aggredire bene la Virtus, che non sta rispondendo benissimo. Infatti 8-0 di parziale, 7-0 di parziale, insomma non è una buona notizia. 8-0, adesso ricuccia un po' Moretti, Sì. che fa 2 su 2. Esce Moretti dentro Fasolo. Fasolo già protagonista nelle ultime uscite degli ultimi minuti di partita. Bravo Scancelli a mettere in difficoltà Vigori, che riconsegna a Torreggiani. Si va in punta di nuovo da Vigori. Scarico dalla media per Pederzini che sbaglia. La Virtus conquista il rimbalzo e corre in transizione con Fasolo. La sua tripla non trova il fondo della retina. Il tocco a rimbalzo premia l'Olimpia con una rimessa dal fondo. Mi piace vedere Trentini in campo perché si vede che si butta sui palloni, dà una buona energia alla squadra e probabilmente in questo momento così difficile per la Virtus è necessario. Ferma il palleggio a metà campo adesso Torreggiani. C'è l'uscita di Pederzini che gioca un pick and roll sul fondo con Vigori. Bravissima qua la Virtus che ruba palla con Scancelli e Trentini. Può volare in contropiede. Fasolo sbaglia il tiro più facile della sua gara. Adesso il sovrannumero l'Olimpia. Brava la Virtus a rientrare. Si va a spalle di nuovo con Galletti. Che brava l'Olimpia a tutto campo a trovarsi sempre in vantaggio con gli accoppiamenti sfavorevoli spalle canestro. Un contropiede che è iniziato 2 contro 1. Poi si è un po' perso Torreggiani, ha potentennato per poi però andare a cercare Galletti. Bravissima l'Olimpia questa partita a trovare il mismatch sotto canestro che la Virtus sta facendo fatica a gestire. Sì, anche appunto non a difesa schierata ma proprio nella transizione già Sì. senza interrompere il ritmo. È rientrato intanto Carpani col numero 1. E Domenichelli da 3. mette una tripla ben oltre la linea da 3 punti con Jack Rigoni in faccia. E adesso la Virtus deve essere brava a non far fuggire Castel San Pietro Terme. - 5 minuti e 50 sul cronometro. Vediamo cosa ci aspettano sicuramente una fine di quarto, una fine di partita sicuramente accesa. Torna la zona 2-3 scusate dell'Olimpia. Ribalta la Virtus, va in angolo da Biancotto, marcato da Vigori, bravissima a rallentare il tempo del tiro e a fintarlo. Scarico per Bianconi che non riesce a trovare la penetrazione di mano destra. Rimbalzo controllato dall'Olimpia. Pick and roll dinamico in transizione. Si va da Vigori in punta che non ci pensa, stava pensando al tiro, invece si torna da Torreggiani. Sponda posteriore per Domenichelli che mette la seconda tripla di fila da una distanza siderale.
Domenichelli in questo momento un fattore da oltre l'arco per... Esci Torreggiani, entra Domenichelli e segna 2 triple in fila. Potrebbe essere secondo te, Marco, la staccata finale? Diciamo che con 5 minuti non azzardo a dire che la partita sia finita. Ripeto, l'ingresso di Domenichelli è stato sanguinoso per Padova, che non è... che subisce di fatto 6 punti di fila dal giocatore, il numero 10. Adesso Fasolo in punta, pick and roll con Bianconi che si butta dentro. Brava l'Olimpia a rimanere in difesa. Fasolo si prende una tripla da distantissimo, non riesce a seguire a rimbalzo. Adesso Torreggiani a lanciare la transizione. La Virtus si rischiera. Bravo Fasolo a mettere pressione. Torreggiani però... Torreggiani esce benissimo dalla pressione nero-verde e serve 2 punti facilissimi di Garuti. Adesso a meno 11 la situazione si fa complicata. Se i ragazzi del Nicolao non cambiano in questo momento esatto, dal prossimo attacco... gli ultimi attacchi della Virtus sono stati degli attacchi che hanno subito tantissimo il ritorno della zona. Vigori in mezzo all'area è ingombrante e l'ultimo tiro preso da Fasolo dimostra le poche idee in questo momento della Virtus. Probabilmente, sicuramente serve che qualcuno segni, però è una questione di squadra secondo me, più l'approccio contro la zona, cioè non ci sarà un giocatore che risolverà la partita. Non ci sarà il salvatore della patria. No, sicuramente è una cosa che deve nascere dal gruppo, da tutti e 5 giocatori. Bastano 4 difese buone, 4 attacchi buoni. È tutto possibile, soprattutto in 4 minuti e mezzo di uno sport come quello che è la pallacanestro. Però bisogna vedere adesso con che testa entrano i ragazzi. Ed esce Fasolo, sì. Rientra in campo Moretti ad alzare un po' la fisicità del quintetto virtusino. Diciamo che Garuti, che era stato il cambio per Vigori e è rimasto in campo, ora viene tolto Vigori, rimane Garuti al centro dell'area. È una cosa ben diversa. È una cosa ben diversa, sicuramente più dinamico il giocatore in maglia 18 rispetto a Vigori. Si va in angolo da Bianconi che si gira a spalle contro Carpani, bravissimo a ribaltare per Trentini che fa un extra pass per Bellarosa. 3 punti della Virtus, benissima l'uscita dal time out della Virtus. È quello che serviva Marco. E ora Trentini mette le mani sul pallone, lo ruba a Carpani. La Virtus può viaggiare in contropiede, Bellarosa si arresta da 3, non prende la conclusione. Si torna da Moretti in punta. Di nuovo Bellarosa, Biancotto che attacca al centro dell'area, scarica per Bellarosa, step back, airball, bravissimo Bianconi a seguire, non riesce a trovare il canestro da sotto e l'arbitro fischia fallo all'1 nero, quindi a Carpani su Moretti nella lotta a rimbalzo. Incredibile comunque, non si sa e non ci è dato sapere che cosa dica il coach De Nicolao durante i suoi time out, ma questi sono 3 punti, una buona difesa, un fallo subito e chi è il protagonista? Trentini. Quindi insomma i ragazzi sono usciti bene dal time out, però ora è il momento più difficile perché bisogna continuare questa striscia positiva. Trentini attacca la linea di fondo, scarica per Moretti che gli gira dietro, la palla torna in punta da Bianconi, di nuovo Moretti, va da Bellarosa, extra pass in angolo per Biancotto, non va al suo tiro, ben costruito, ancora la lotta premia la Virtus a rimbalzo e Trentini subisce il 4º fallo dell'Olimpia che adesso entrerà in bonus. Sì, si arrabbia coach De Nicolao con Bellarosa, voleva che si prendesse lui quel tiro, sebbene l'extra pass fosse giusto per Biancotto, ma probabilmente in questo momento è necessario che chi ha il ruolo di prendersi quei determinati tiri lo faccia. Coach De Nicolao è chiaro in questo e vedremo ora come viene gestita la difesa, la rimessa dal lato. Ad occuparsene Bellarosa. Intanto l'arbitro chiama a colloquio gli allenatori a metà campo, probabilmente per un errore nella gestione del tabellone per quanto riguarda il tempo. Vediamo, non ci ha dato sapere, però sì, probabilmente si è trattato di un
di una questione, Sì, diciamo, di un errore al tavolo. formale, ecco. Bravissimo Biancotto ad uscire. Dai e vai per Bella Rosa, che mette un'altra tripla e adesso la Virtus a -5. Scosso dal coach Bella Rosa si prende questa tripla subito veloce, sono 6 punti in fila, -5, è un'altra partita, Marco. E adesso la Virtus alza la pressione, prima con Moretti, adesso con Trentini. Pick and roll di nuovo Domenichelli, il suo tiro questa volta non va, la Virtus può correre in transizione, lo fa con Moretti. Vediamo come gestirà Bianconi, perso, attacca il recupero, bravissimo a metterci le mani Garuti, a prendere solo palla, Bianconi sulla linea di fondo, scarico per Trentini che prende una tripla pulita dall'angolo che non va, rimbalzo dell'Olimpia, prova un raddoppio a metà campo Biancotto, brava l'Olimpia a uscirne, adesso la Virtus si è rischierata, Carpani, blocco sulla palla di Galletti, la Virtus cambia, Bianconi prova a metterci, Bianconi diciamo che se con quella manata prendeva il giocatore in maglia nera non gli avrebbe fatto un favore. Bene. Diciamo che la scelta sui pick and roll della Virtus è giocare show, anche molto, molto profondo. Bianconi è stato su Carpani, anche molto alto, forse non necessario, però è anche vero che hai un fallo. La situazione falli della Virtus è stata gestita molto bene, forse troppo quasi, quindi insomma sì, se c'è modo di spenderlo quello lo era. Qua la Virtus cambia sul pick and roll, in angolo Carpani, flash di Galloni, flash di Galletti che poi va sotto da Vigori, ben chiuso, prova lo scarico per Pederzini, sporcato dalla Virtus, sarà rimessa dal fondo per l'Olimpia. È entrato anche Grotti col numero 8 per gli ospiti, il capitano. Proprio il capitano a ricevere in punta, ribalta per Galletti che prova ad attaccare la linea di fondo, si gira spalle canestro con Biancotto che è bravo a tenere, ma i più chili di Galletti lo premiano. Adesso la Virtus in una corsa contro il tempo, Bella Rosa finta il tiro, poi alza la lacrima il runner dal gomito quasi, che canestrone di Bella Rosa, che è l'ultima a mollare. Sì, Bella Rosa non molla, li ha fatti 8 la Virtus dopo il suo cambio all'interno della partita e li ha fatti tutti lui dopo il time out. Sicuramente bravissimo qua Biancotto per Trentini che segna il canestro del -3 in minuto e 30 alla fine della partita e c'è una partita, Marco. La Virtus è viva, il quintetto non sta mollando, qua Moretti prova ad alzare la pressione, bravissimo Grotti a non perdere la maniglia. Adesso Trentini in difesa su Pederzini, il pallarubano è infuocato. Show alto di Bianconi, poi bravissimo Vigori a riaprire per la tripla di Galletti. Biancotto in transizione, la Virtus spinge sul ritmo, tripla ottimamente presa da Bella Rosa dall'angolo, questa era una tripla da prendere. Questa era una tripla da segnare. E da segnare, purtroppo non è andata. Adesso la Virtus con la difesa più importante della partita, Bianconi ad occuparsi di Grotti, Carpani, serve il flash di Galletti, Moretti recupera palla e serve Bella Rosa in transizione, non va, Moretti lotta a rimbalzo, non riesce a conquistare il rimbalzo. Che momento di Moretti, e qua vanno fatti applausi alla Virtus, un altro tiro da prendere di Bella Rosa che non è andato. Qua dispiace sicuramente perché 2 occasioni prese da Bella Rosa, ma non è che bisognava prendersele, nel senso non so se ha realmente senso prendersela con lui, però in questo momento doveva farsi trovare sicuramente pronto all'appuntamento e ne ha avuti 2. Ora vediamo cosa si può inventare il coach De Nicolao per la difesa, probabilmente. Olimpia che sembra voler far stare in partita la Virtus perché
ha avuto 2 palle perse che purtroppo la Virtus non ha sfruttato. -3, 25 secondi dalla fine, può succedere di tutto, però la palla è Olimpia e deve succedere qualcosa di E vedremo adesso in uscita dal time out cosa disegnerà coach Agresti per il suo attacco e se la Virtus riuscirà a limitare Marco, gli ospiti. da questa uscita, una zone press, qualcosa che possa, o un fallo subito. Innanzitutto bisognerà vedere dove vuole fare la rimessa coach Agresti. Penso in zona di attacco, ma vedremo, non è mai scontato. Io se fossi la Virtus adesso starei attentissima su tutti i blocchi. Agresti Invece sceglie la rimessa a tutto campo. Ci sta per avere, scusa, ci sta giustissima anche questa scelta per poter far correre il cronometro. Certo. Più campo da correre. La Virtus ha un fallo da spendere. La Virtus ha un fallo da spendere e la Virtus è più vicina al canestro avversario sicuramente. Esatto, perdere palla lì per l'Olimpia sarebbe sanguinoso. Vuole fallo subito, vuole fermare il cronometro il prima possibile. A spenderlo è il capitano Bianconi. No fallo, perché probabilmente la lettura in questo caso, nonostante De Nicolao avesse detto fate fallo, era quella che i 2 ragazzi, c'era Bianconi e Bellarosa che potevano fare un raddoppio, rubar palla, adesso la volontà è di farlo. Prova a raddoppiare, bravissima ad uscirne l'Olimpia, adesso la Virtus deve fare fallo. È fuori! Ed è l'Olimpia invece con un grossissimo regalo. Questo è un errore. Un grossissimo regalo di Pederzini che pesta la linea laterale. Si dispera perché dice che com'è possibile, ma proprio una palla gestita malissimo dalla squadra di Castello. Che aveva battuto benissimo la pressione, il tentativo di pressione della Virtus. Abbiamo capito male noi da qui, nel senso che De Nicolao voleva questa cosa già dalla prima rimessa, non voleva far fallo. Era meglio farla prima quando non eri ancora in bonus. Sicuramente sì, però in realtà la Virtus rischia, però l'Olimpia fa un gran regalo, rimessa dal lato, palla Virtus, 16 secondi, si può fare ancora tutto, si può ancora costruire un buon tiro, sicuramente se rimane Bellarosa in campo probabilmente sarà lui l'incaricato, perché comunque la squadra ora probabilmente ha bisogno di lui, però bisogna anche portarlo nella condizione di poter segnare. Quindi coach De Nicolao disegna, gli arbitri chiamano le 2 squadre in campo, si cerca di rubare anche qualche secondo. Adesso vediamo che cosa può succedere, Marco. Virtus gioca a tutto campo, attenzione. Gioca a tutto campo. Effettivamente con il quintetto, con i centimetri messi in campo da coach Agresti potrebbe essere un'ottima chiave giocare sulla verticalità del campo piuttosto che trovarsi già a difesa schierata. Ed è Moretti a superare la metà campo. Pick and roll in punta con Bianconi. Si va da Bellarosa. Palleggia sui piedi di Pederzini. Palleggia palesemente sui piedi di Pederzini e l'arbitro però consegna la rimessa all'Olimpia. Da dove eravamo noi almeno sembrava palese. Sembrava ben chiaro il tocco di Pederzini col sulla piede. rimessa, però probabilmente l'arbitro ha visto qualcos'altro. Però anche qua purtroppo Bellarosa non è stato messo nella condizione di trovare un buon tiro. Moretti conduce, però gli scarica questo pallone, lui si trova a fare un palleggio contro l'avversario. Marco qua probabilmente ci si aspettava un po' di più dalla squadra di casa e ora 5 secondi fa gli avversari Adesso diciamo che l'ultima occasione ben definita della Virtus per poter tornare in parità è stata persa. Sì, sicuramente mancano ancora 5 secondi, tutto è possibile. Abbiamo visto fino a poco fa una palla persa stupida anche dell'Olimpia. La probabilità di vincere si abbassa tantissimo dopo questa chiamata che risulta essere totalmente indirizzante di questa partita. Però effettivamente cosa bisogna fare? Cioè, probabilmente la Virtus magari poteva non trovarsi in una situazione del genere. È anche vero che alla fine l'ultimo fischio è quello che determina, la rimessa è in attacco avversario, vediamo che cosa faranno i ragazzi di coach De Nicolao e che cosa sceglieranno di fare invece
i ragazzi dell'Olimpia. In caso di fallo, come ci si aspetta, sarebbero 2 tiri per l'Olimpia, dato il bonus della Virtus. Pedalzino ad occuparsi della rimessa. Si va da Torreggiani. Arbitro fischia fallo e saranno 2 tiri per il numero 4 in maglia nera. Un'altra chiamata che ci trova magari un po' perplessi, sicuramente il coach Nicolau è perplesso perché sull'uscita di Torreggiani dalla rimessa Moretti non sembrava nella posizione di fuori equilibrio o di star facendo effettivamente, star arrecando dei problemi. Primo tiro libero sbagliato, se sbaglia il secondo magari la Virtus ha una possibilità. Potrebbe correre il campo in velocità. A segno con il secondo, cambio, entra Rigon per Moretti. La Virtus coach di Nicolau mette in campo un altro tiratore dall'arco. Vediamo, diciamo che almeno 4, però è una situazione difficile. Bella Rosa si occupa dell'ultimo tiro che non va. Finiscono i 10 minuti di tempo regolamentare e finisce la 4ª giornata del girone di andata di Serie B interregionale. L'Olimpia Castel San Pietro porta a casa la gara con un risultato di 76-72. Sì, 19 punti di Tommaso Bellarosa contro i 23 di Alessandro Vigori. Era fuori per loro questo. Basta. Un saluto da Marco Manzoni e Giacomo Rampazzo. Grazie di tutto. alla prossima. Salve.